A fronte di tutto quello che stiamo vedendo in giro rispetto all'emergenza psicologica, è doveroso dirci perché dovremmo chiedere un aiuto, anche semplicemente per poter condividere con qualcuno i vissuti che noi abbiamo. A volte non stiamo così tanto male da richiedere l'intervento di uno psicologo, di uno psichiatra, cioè di un professionista, però ci possiamo sentire stanchi, un po' demotivati, un po' apatici, un po' con la non capacità di provare delle emozioni positive. Con il Servizio Sani in Veneto abbiamo pensato a questo percorso di supporto anche per queste persone, quindi l'idea non è per forza chiedo aiuto perché sto male, ma trovo un punto di riferimento in cui condividere anche solo la fatica dell'emergenza che sta passando, ma anche di questa nuova fase di ricostruzione che implica tutti noi dentro a un processo di rielaborazione.